nascondino, Foxy! Ho detto il nascondino sarà oggi! E allora, ditemi, se io vinco, cosa ci guadagno a nascondino? Saremo tuoi assistenti per 24 ore! Giusto, Sì, per sì. 24 ore! Foxy, non mi serve il momento, ascoltami, non mi serve il momento! Oh, cavolette! Foxy! Oggi è proprio una bellissima giornata, quasi quasi andrei fuori. Vediamo cosa hanno pubblicato su Instagram. Oh. Chissà chi sarà. Apri, prego, potete entrare. Prego. Sì, entrate. C'è qualcuno? Permesso! Avete qualcosa da dire? Tutte e due? No, mamma. Vi ricordo che voi due avete qualcosa in sospeso con me! No, non abbiamo nulla in sospeso, vero Foxy? Che cosa dici? Dovevamo fare gli assistenti per tua madre per 24 ore perché No, non è vero, mamma, se ti ricordi male abbiamo vinto il nascondino, vero Foxy? No. Vero, conferma. Non mi prendete in giro tutte e due! Dovete fare gli assistenti per 24 ore! in realtà Sì, dovevo andare via. Cosa? Andare via! Andare via! Voi rimanete qua! Dovevamo andare a un appuntamento, mamma. Non ci sono appuntamenti per oggi! porlo in forno. Così va bene, mamma? Sì, caro, sì, Ecco fatta. Un po' più forte, un po' più forte! Foxy, questa è colpa tua. Non dovevamo finire in questa situazione. Oh, mannaggia Foxy. E basta lamentarti! Sembra che vi lamentate siete! Va bene, va. Ok, va bene. Lavora tu! Ah, puliamo le unghie con lo Pulisci! spazzolino. Basta, mi sono rotta ora! Dai, su! Ora vi do l'occorrente per andare a pulire casa! Dai, che abbiamo casa tutta sporca! Sbrighiamoci! Mi raccomando però, mi venga a controllare! Non fate le marachelle! Ok, mamma, va bene. Come si usano queste cose? No! Questo non si beve! Che pulisci bene, insomma! Mi raccomando, non combinate guai! Foxy! Che inizi il perché si è fermato? Che succede, Foxy? Non ci posso dire! Colpa di Foxy! Foxy, te l'avevo detto! Non devi far questo! Ciao! Cos'hai combinato? Questo buffo la mano! Cos'hai combinato? È stato crazy. È stato crazy! Sì, infatti vedi come se n'è scappato. Io avevo tolto il quadro perché dovevamo pulirlo e lui voleva romperlo, sì. Crazy! Dove sei? Dimmi, mamma! Foxy, te l'avevo detto di non fare questo! Vieni qua che ti dico due paroline, vieni qua! Siete dei buoni! Adesso laverete i piatti! No, ma i piatti non ci facciamo! E con voi! Lavate i piatti e asciugate, tieni! Forza, qua ci sono piatti! Lavate, subito! Quante cose da lavare, ma che ci facciamo con tutta questa roba? Che dobbiamo farci? Quanto c'è da lavare? Torna a controllare dopo, mi raccomando! Foxy, Dimmi, aspetta, se n'è andata! si potrebbe arrabbiare. Vabbè, sì, laviamo i piatti. Il primo è fatto. Sì, no, l'asciugo non Ecco a te, Crazy. Sì, vai, dammi. Oh, cavolo! Ma me la devi dare in mano,
si può aggiustare con la colla. Ma cosa vuoi aggiustare? Si è fatto in 1000 pezzi questo piatto! Immaginati quando lo scopre mia madre! Sì, scappiamo in Messico! Ho sentito un rumore! Cosa sta succedendo? E allora cosa sta succedendo? No, niente. Sì, infatti qua stiamo prendendo il sole e continua a lavare! Sì, continua a lavare. Sì, è proprio così, mamma! A me puzza qualcosa! In che senso, mamma? Cioè, cosa... Dimmelo tu in che senso! No, io qua il sole, cioè è finito un po', però a posto. prendendo il sole. Sì. Vedo qualcosa di strano lì sotto! Cosa c'è lì? Spostati! Niente. Il tappeto. Tappeto! Sì! Oh, cavoletti! Cosa c'è per terra? I nuovi croccantini per Rio. Sì, sono bianchi che vedi 1000 croccantini per terra. Croccantini, si mangiano, si Ma questi non sembrano croccantini. Questo sembra il mio piatto. Oh, cavoletti, mamma! Fozzi, ti lascio il comando. Devo andare Anch'io. Dobbiamo andare. State fermi qua, non vi muovete qua. Ma sia che siamo i croccantini. Mamma, te lo ripaghiamo, ti diamo i soldi, ma non riusciamo, siamo tutti imbranati, non riusciamo a pulire. Non sapete neanche lavare i piatti. E adesso, rimediate al problema, io me ne vado, vi lascio. Mamma, Così va bene? Sì, va bene, va bene così. Sì. Non ce la facciamo più a pentolare, basta. Ma sono passate solo 10 ore, vi lamentate. 10 ore, ma lo sai quante sono 10 ore? Lavorate. Basta, non ce la faccio più. Lavorate. Pure il Rio lo dice che dovete lavorare. Io dobbiamo lavorare. Sì, ha detto sì. Basta, non ce la faccio più. Foxy! Dimmi, Crazy. Ma tu non hai paura di mia madre? Ascolta, potrebbe venire da un momento all'altro e ricordati che siamo a servizio suo per 24 ore. No, ma cosa stai dicendo? Fammi giocare a Fortnite, vai via. Ti stai dicendo? Ascolta, ho trovato un modo per riuscire a fregarla. Davvero? Che modo? Ti prego, fallo perché non ne posso più. Diremo a mia madre che ha vinto la lotteria e in questo modo andrà via di casa e quindi passeranno le ore e quindi arriveremo a 24 ore e quindi saremo liberi. Crazy è veramente un genio. Facendo così se ne andrà di casa e potremo finalmente essere liberi. Mamma, ti dobbiamo dire una cosa importantissima. Ma lo sai che hai vinto la lotteria? 10.000 euro. Di più che 2 10.000. miliardi. 2 milioni. Ma non è che state cercando. No, non stiamo cercando di far niente. E secondo voi io credo a quello che mi dite? Suona il telefono. La poliziotta del quartiere. Ma cosa vorrà a quest'ora? Pronto? Pronto, lei è mamma Mad? Sì, sono io, mamma Mab. Sì. Sì, ha vinto la lotteria! Cosa? Non ci posso credere, ma è uno scherzo? No, veramente! Arrivo subito! Credi sei un genio. Ho contattato la poliziotta del quartiere che mi ha fatto un favore, capito? Oh, cavoletti, ma mi hanno detto dove devo andare a ritirare il premio! Perché se no non ci avrebbe messo. Ora vado da loro e me lo faccio dire! Sì, pronto, signora poliziotta. Non può capire.
cazzo! Non le dico. Ci ha creduto, sì. Ci ha creduto. Grazie. Grazie per quello che ha fatto. Sì, ci ha creduto. Le dico che ci ha creduto. E quindi la devo ringraziare perché Foxy, zitto. Che vuoi? Dai, fammela ringraziare. Che quindi dietro. Mamma! È vero che non hai sentito niente? Cosa? Mi avete preso in giro? No! No, preso in giro. Ma che cos'è preso in giro? Mamma, mi sa che ti sei confusa. È la banca. La banca, la scuola nuova dove ci dobbiamo iscrivere. No, non lo so, ma fidati che non è quello che stavi pensando. Voi avete parlato con la poliziotta, quella che poco fa ha chiamato a me! No. Non è possibile, no. Poliziotta? Ma io non conosco nessuno, tu conosci poliziotta? Ma che poliziotta? Ma secondo te, mamma, noi con i capelli colorati, che abbiamo dei parrucchini, abbiamo dei poliziotti? No. Sì, è quella proprio, quella che piace a te! A me! A te! Come lo sai? Colpa tua! Colpa mia, adesso te ne lavi, mamma, non è vero, non è colpa mia! Mi dovete dire, ma chi l'ha pensata questa idea? Crazy l'ha pensata. Crazy, non dovevi farlo. Mamma, ti giuro che è stato lui, mamma! No, mamma! No! Un anno di punizione. No, un anno! Eravamo amici! Ma 3 anni! No, mamma, a me veramente 3 anni, no, mamma! 5 anni a me, mamma, ma se ne siamo amici, ti prego, mamma, non dico! È colpa sua! 10 anni. Io mi chiama. Oh cavoletti, è seduta! Per punizione! Datemi i vostri cellulari! Vengo io! No! Sì, però rimarrete lì per 24 ore! Ciao! Fai Crazy, apri! Ci sto provando, non è facile con una trucca! Ok, aspetta la serratura! Funziona! Scappiamo al mio 3! 1, 2, 3! Stavamo Provando! Non si esce! Mamma. No! Il cibo, ti sei dimenticato il cibo per Niente cibo! Dai, su! Andate! Ciao! Che coglione! Facciamo vedere la mamma! C'è chiuso dentro! Pulisci! Prendi! Ugna! Passaggi! Mettaci due boxi! Come dobbiamo stoppare? I capelli! Ugna! Facciamo! Massaggio! Massaggio! Pulire! Vai! Massaggio! Questa è colpa tua! Se dobbiamo sfondare questa vera! Pulisci!